Allora, ricordo in partenza intanto l'agenda di questo tavolo. Inizierò io con una presentazione di circa 20 minuti riguardante diciamo, il progetto MyCity e una veloce panoramica di quelli che sono i servizi che sono in corso di sviluppo, alcuni in uno stato più avanzato, alcuni in uno stato un po' più preliminare, relativamente sia all'ambito della mobilità sostenibile che dell'inclusione sociale. Nella seconda parte, che verrà coordinata dall'impresa, il raggruppamento di imprese che ci sta assistendo nello sviluppo, su incarico chiaramente del Comune di Montebelluna come beneficiario del finanziamento, entreremo in una fase un po' più innovativa rispetto alla classica presentazione in cui si farà una sorta di co-design, cercando di coinvolgere anche voi qui in presenza, che siete stati invitati in quanto appartenenti a quelle che sono le associazioni di volontariato presenti nel territorio, e per raccogliere qualche forma di diciamo feedback, di ritorno, di suggerimento anche sul tema dei servizi che stiamo sviluppando e che utilizzeremo eventualmente per migliorare quello che è l'attività di sviluppo e il risultato finale che ci attendiamo. Tra queste due parti ci sarà un intervento di Claudio Russo, non ho visto se si è collegato, del Comune di Merano, che come per gli altri tavoli paralleli a Padova, Verona, Vicenza e Treviso, sono interventi da comuni fuori regione che stanno portando avanti iniziative analoghe che parleranno della loro esperienza nel proprio territorio. Io direi di cominciare. Chiedo alla collega di regione se abbiamo la presenza anche di Russo. Ecco, buongiorno, mi permetto di intervenire, sono Claudio Russo, quindi confermo di essere presente e anzi vi ringrazio del cortese invito, quindi poi quando lo riterrà opportuno interverrò. Benissimo, grazie. Cerco di condividere intanto il mio schermo. Elena, mi confermi che si vede? Sì, perfetto. Benissimo, grazie. Ok, allora, tolgo anche la mascherina, sono rimasto da solo nel tavolo, quindi almeno riesco a farmi sentire un po' meglio. Questa è il materiale che vi presenterò ora e che riguarda un po' una presentazione innanzitutto del contesto di MyCity, quindi dove si inserisce lo sviluppo dei servizi che stiamo portando avanti, per poi passare a una descrizione di dettaglio per la quale chiedo anche un po' l'ausilio del team di sviluppo, che sicuramente conosce meglio di me, che sono un tecnico informatico dell'ente, lo stato di avanzamento dello sviluppo e anche dettagli relativi alla realtà di interesse. Ringrazio a questo punto anche i colleghi, a parte voi tutti presenti come ospiti, ma soprattutto i colleghi che hanno fatto parte, stanno facendo parte dei tavoli di lavoro che abbiamo messo in piedi proprio per mettere insieme competenze diverse, oltre a quelle informatiche, magari porto avanti io in prima persona come responsabile tecnico informatico, ma tutte quelle competenze di dominio relativamente alla mobilità nel territorio che chiaramente io non posseggo. E abbiamo qui presente Sandro Bonato, che è il comandante della Polizia Locale di Asolo, come rappresentante del tavolo di lavoro mobilità, e poi abbiamo il collega dei servizi sociali di Montebelluna, Alfio Zandonà, come diciamo rappresentante del tavolo di lavoro riguardante i servizi sociali. Poi sicuramente ci sono altri colleghi, saluto il collega di Asolo dell'IT,
e probabilmente ci sono anche altri colleghi collegati degli altri 10 comuni facenti parte della nostra area urbana. Allora, il progetto My City è un progetto che ha un fine fondamentale, quello di creare un sistema che dia omogeneità nel territorio per l'accesso a servizi digitali, quindi rivolti al cittadino, che siano integrati con il più possibile, non solo con i sistemi informativi delle singole amministrazioni comunali, ma anche con una serie di piattaforme che diciamo, la componente centrale della pubblica amministrazione sta spingendo moltissimo in questi ultimi tempi e continua a spingere sempre di più. Giusto per citarne alcune, posso ricordare chiaramente la piattaforma PagoPA, che dall'inizio di quest'anno è diventata un po' il tema più caldo, perché è diventato l'unico sistema con cui di fatto il cittadino può effettuare i pagamenti verso la pubblica amministrazione in maniera elettronica. Per non parlare poi di SPID, chiaramente per l'accesso autenticato a questi servizi, qualora appunto sia necessario identificare il fruitore in maniera certa prima di poter avviare un procedimento all'interno delle amministrazioni in maniera digitale, evitando quindi il riconoscimento che si fa in maniera tradizionale allo sportello. E questo sicuramente è un tema molto importante, soprattutto in quest'ultimo periodo in cui diciamo, il ricorso all'attività di sportello tende a essere lasciato come residuale proprio per evitare assembramenti all'interno degli uffici. E altre piattaforme invece più collegate alla gestione del dato, alla disponibilità del dato, come per esempio la piattaforma dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, che è il collettore di tutte le informazioni di noi come cittadini sulla nostra stato di residenza e status di cittadino all'interno dei nostri comuni, e altre chiaramente banche dati che un po' alla volta si stanno sviluppando e che stiamo cercando con questo progetto di mettere in rete anche per la fruibilità dei nostri servizi, come potrebbe essere per esempio le banche dati dell'INPS per i dati di ISEE e quant'altro, che nell'ambito del sociale sono informazioni sicuramente di interesse. Come hanno ricordato gli avventori prima di me, e soprattutto Regione in questo ha avuto un ruolo e sta avendo un ruolo fondamentale, perché ha creato una piattaforma sulla quale il progetto My City si innesta, perché andrà a sviluppare una serie di servizi aggiuntivi sulla base della stessa piattaforma, proprio perché questa piattaforma promossa dalla Regione del Veneto, al di là del fatto che è chiaramente gratuita, come è stato più volte ricordato, ma è anche una piattaforma che crea omogeneità nel territorio, perché ci permette di creare uno strumento che sia accessibile a tutti i comuni, dal comune più piccolo al comune più grande in maniera omogenea, e quindi questo supera anche un po' quelle che sono le difficoltà dei comuni più piccoli nel mettere in rete servizi che altrimenti non riuscirebbero a mettere in rete per mancanza di strutturazione interna. E poi mette a disposizione un sistema che è creato in maniera aperta, quindi condivisibile ad altre pubbliche amministrazioni, potenzialmente anche fuori di Regione del Veneto, e soprattutto a comuni comunque anche oltre a questi 28 facenti parte di questo raggruppamento iniziale di progetto, perché ciò che andremo a sviluppare, che stiamo sviluppando, verrà contribuito nel sistema regionale e di conseguenza verrà messo a disposizione di tutti gli enti del territorio della Regione del Veneto in primis e potenzialmente anche fuori regione con la logica del riuso del software creato per la pubblica amministrazione. Quindi c'è un ulteriore valore aggiunto nell'aver scelto di sviluppare questi servizi all'interno di questa piattaforma, sulla quale Regione del Veneto sta investendo molto anche a livello di progettazione vicina al cittadino, all'utente finale. Il finanziamento a cui facciamo riferimento è un finanziamento del Fondo Europeo del PORFESR nell'edizione 2014-2020, quindi di fatto essendo da oggi nel 2021 siamo nelle fasi conclusive di questa programmazione europea. Nulla vieta che poi ci siano anche altre programmazioni di cui si sta già iniziando a parlare in questo periodo per la programmazione 2021 e 2027, però insomma diciamo questa iniziativa va a chiudere quella serie di iniziative del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale che ci ha visti coinvolti da tanti anni, insomma già dal 2014-15, insomma da quando
si è cominciato a parlare di PowerPhase, e si è articolata, si articola in vari assi, in vari obiettivi tematici. Questo è importante sottolinearlo perché per noi rappresenta un po' un vincolo dal punto di vista progettuale e anche una giustificazione del fatto che siete stati invitati qui perché siete rappresentanti dell'associazione di volontariato. Quindi gli obiettivi tematici sono vari, il nostro è quello dell'agenda digitale, che però deve soddisfare bisogni e esigenze riguardanti la mobilità sostenibile, e quando si parla di sostenibile significa integrata nel territorio anche a livello sovracomunale, quindi si è iniziato a parlare di smart city, ma poi si è arrivato a parlare di smart communities, di smart regions, quindi si è capito bene o male che la mobilità va ben oltre i confini comunali, quindi la logica di questi servizi è produrre, a parte omogeneità nel territorio anche fuori comune, ma anche produrre dati, produrre informazioni, produrre conoscenza che vada al di là di quelli che sono i confini comunali. E l'altro obiettivo tematico, che è l'obiettivo dell'8-9, che riguarda l'inclusione sociale. Qui, bene o male, è il contesto di cui si parlerà principalmente nella riunione di oggi. E inclusione sociale significa attenzione a quelle fasce di popolazione che sono probabilmente più disagiate e marginali e che hanno più difficoltà magari ad accedere anche a servizi erogati dalla pubblica amministrazione stessa. Quindi gli servizi che stiamo sviluppando cercano di produrre comunque un'infrastruttura e un insieme di modalità di accesso alla pubblica amministrazione che in qualche modo agevoli il collegamento della pubblica amministrazione stessa con queste fasce deboli. Ed è un terreno abbastanza difficile da percorrere proprio perché tradizionalmente magari le fasce deboli sono anche quelle un po' meno digitali per presenza appunto di digital divide magari culturale piuttosto che anagrafico e altro. Quindi insomma il terreno di gioco non è un terreno facile. Questa intersezione fra il mondo digitale e il mondo della mobilità magari è già più consolidato nel tempo, è più noto. L'intersezione con il mondo invece dei servizi sociali è un mondo che si sta aprendo adesso, quindi che stiamo studiando insieme, che abbiamo cominciato a studiare insieme già da svariato tempo e che speriamo di portare avanti in una maniera che sia efficace. Sì, certo, troveremo il canale di pubblicità anche di queste informazioni, magari nel sito, o comunque ve lo farò avere sicuramente a voi partecipanti. Come è stato già accennato, il progetto è unico, quindi sia per il fatto che stiamo sviluppando all'interno di regione, quindi gioco forza doveva essere unico per omogeneità nella regione del Veneto, sia per mettere a fattor comune le competenze che sono presenti nelle varie realtà dei comuni coinvolti. Quindi è un unico progetto che coinvolge 5 autorità aree urbane, quindi raggruppamenti di comuni che fanno riferimento ai capoluoghi, tranne che per la nostra area urbana, che in realtà è un raggruppamento cosiddetto comune polo, autorità polo, perché ruota attorno ai due centri principali che sono Castelfranco Veneto e Montebelluna. Poi Asolo, con la sua realtà anche in altre partecipazioni sovracomunali, rappresenta un polo di riferimento, e una serie chiaramente di comuni con termini che vedete qui elencati. Quindi all'interno della progettazione delle 5 aree urbane sicuramente la nostra è un po' più critica, proprio per la mancanza di un punto di riferimento centrale, come è normalmente il capoluogo per le altre province, che fa un po' da centratore, da punto di riferimento. Nel nostro caso i punti di riferimento sono più distribuiti nel territorio, e poi anche per la numerosità, cioè dover gestire, come ricordavano i relatori prima di me, 10 comuni, anche magari molto vari come popolazione, e comunque di dimensioni mediamente piccole rispetto a quella che è un capoluogo, è sicuramente un fattore di criticità. Vediamo quali sono i servizi. Faccio una veloce panoramica per capire di cosa stiamo parlando. Alcuni di voi sono stati sicuramente già coinvolti, almeno dal punto di vista istituzionale, i comuni di Trevignano, Minimente, Castelfranco, sicuramente Asolo, nei gruppi di lavoro, quindi sono magari cose già note, ma per voi che venite dal mondo dell'associazionismo magari sono cose che vedete per la prima volta, quindi è utile vederlo anche se velocemente, per poi passare magari a un livello di dettaglio superiore quando faremo la parte interattiva.
Allora, il primo registro è il primo servizio, il registro delle fragilità. Sotto questo cappello sono stati sviluppati un paio di servizi che riguardano il popolamento e aggiornamento di questa base di conoscenza, che ha come fine quello di raccogliere i dati di soggetti cosiddetti fragili per varie tipologie di fragilità, che possono essere di tipo culturale, sociale, infrastrutturale e quant'altro. Questa creazione di questo ultimo unico database permette da un lato dal partner istituzionale, quindi dall'ente, di avere una panoramica e una conoscenza del territorio più approfondita e organica anche attraverso questo strumento, ma permette anche alle associazioni del terzo settore di effettuare delle segnalazioni provenienti dalla loro conoscenza del territorio dell'area di azione dell'associazione stessa, che poi possono essere veicolate verso chiaramente gli operatori sociali dei comuni, che queste segnalazioni le validano in qualche modo e le permettono un popolamento, diciamo, autorizzato di questo registro. Però è importante che ci sia questa forma di input organica che proviene dal territorio. L'altro ambito è la piattaforma del volontariato, che è quella che vedremo nel dettaglio nella seconda parte. Comprende un paio di parti. La prima è sicuramente una parte più semplice di tipo informativo, una sorta di vetrina organica, e quando dico organica significa organica anche fuori del comune del proprio comune di appartenenza, perché chiaramente il servizio si amplia alla regione del Veneto, in cui è possibile illustrare le aree di attività della propria associazione e quindi farsi conoscere. E al di là di questa vetrina, poi, quello che è importante è la creazione di un servizio che permette l'incrocio di quella che è la domanda di servizi di volontariato che le associazioni rivolgono in base alle esigenze che ritengono di avere, e quella che potrebbe essere invece l'offerta di volontariato da parte di cittadini che hanno piacere, volontà e ambizione di mettere a disposizione il proprio tempo per le associazioni. Magari lo possono fare entrando all'interno di un sistema che gli permette di capire velocemente e rapidamente quali sono le esigenze che effettivamente ci sono in territorio, mediate dalle associazioni del terzo settore. La terza parte, il terzo gruppo di servizi riguarda la gestione dei contributi economici. È un insieme di servizi principalmente rivolto chiaramente all'ente che gestisce questi fondi, ok? Quindi l'ente pubblico, e ai cittadini che ne fruiscono. Ci permetterà agli enti che partecipano a questo progetto di creare in autonomia e in maniera organica delle istanze, dei forum, un flusso insomma di cosiddetto workflow per permettere al cittadino di fare domanda, e quindi è un motore di istanze che andremo a sviluppare arricchendo quello che era già presente in Regione del Veneto, ma che dal punto di vista dei contributi economici era ancora carente come interazione con i sistemi informativi presenti all'interno dei comuni, e su questo punto stiamo cercando di lavorare proprio per ottimizzare questo passaggio. E tra questi abbiamo, oltre a questo motore, siamo concentrati anche nel formare già un prodotto finito, vista l'emergenza Covid che ha portato all'esigenza di avere contributi di varia natura erogati a vari soggetti presenti nel territorio in maniera continua e ripetuta nel tempo. Quindi, al di là di avere un motore che ci permetterà nel tempo di costruirne di nuovi, abbiamo già un prodotto finito e possibilmente già integrato con tutta la parte più possibile integrato con la parte di back office, che poi queste richieste deve in qualche modo gestirle, fare le graduatorie, validare i dati con fonti dati esterne. Citavo prima l'ISEE, giusto per avere un'informazione, un dato che è essenziale recuperare quando si va a fare un'attività di questo tipo, in cui va chiaramente attestata la situazione economica anche del nucleo familiare richiedente. Poi c'è una serie di servizi, alcuni di questi sono ancora in fase preliminare di studio, alcuni sono in stato più avanzato di sviluppo, riguardanti i servizi educativi e scolastici, quindi la possibilità dei cittadini di richiedere servizi di assistenza per scuola e post scuola, sempre con questa logica di
integrazione con i sistemi informativi presenti nei vari enti. Abbiamo la possibilità per le associazioni di iscriversi all'albo in maniera diciamo omogenea nel territorio, quindi sostanzialmente si viene a creare una sorta di albo a livello quasi regionale, mi verrebbe da dire, perché si esce dalla logica di albo comunale per avere un servizio esposto che mette insieme tutti i comuni della regione del Veneto. Poi ci sono altri servizi, tra virgolette, scusate la cacofonia di servizio, che comunque sono utili e si integrano anche con tutti gli altri servizi che stiamo sviluppando, che sono la possibilità di avere la prenotazione di appuntamenti per recarsi negli uffici comunali, la possibilità di avere un calendario in cui le varie scadenze o le vari appuntamenti vengono visualizzati, e tutte queste funzionalità, e questo lo voglio sottolineare per un po' capire il valore aggiunto dello sforzo rispetto a altre iniziative che magari i singoli comuni nel tempo hanno già portato avanti, l'interfacce che il cittadino avrà a disposizione per appunto prendere appuntamento piuttosto che visualizzare il proprio calendario o avere le notifiche di scadenza sono non solo omogenee in tutta la regione, ma sono già integrate con quelli che sono i canali istituzionali nazionali, come per esempio l'Appio e il portale appunto regionale del cittadino che si chiama MyPA, in cui il cittadino ha la possibilità di consultare una serie di dati personali, di informazioni che riguardano la sua situazione sociale, piuttosto che le proprie richieste, le proprie istanze svolte in pubblica amministrazione, e i pagamenti con MyPay. Quindi diciamo c'è un unicum organico in cui questi servizi vengono inseriti. Questo sicuramente permette di superare un po' quella logica di frammentazione che c'è con servizi analoghi sviluppati magari singoli comuni, proposti dai vari partner commerciali che tradizionalmente accompagnano i comuni su queste cose. La parte invece di mobilità è stata concentrata principalmente sull'ambito delle ZTL e sull'ambito dei permessi di accesso, sempre ZTL, ma riservate a persone con disabilità. Nella nostra realtà di ZTL non ne abbiamo tantissime perché abbiamo questa mancanza del comune magari capoluogo, dove tradizionalmente le ZTL sono più complesse e articolate, ma comunque anche nella nostra realtà ad Asolo c'è una piccola ZTL nel centro storico, così come in qualche zona di Castelfranco. Ma al di là di questo, la nostra area urbana ha la possibilità poi con questo servizio di fornire ai cittadini uno strumento di accesso, ai cittadini e alle imprese anche, perché stiamo parlando di permessi non solo per persone fisiche residenti, ma anche per imprese commerciali, per medici di base, per le strutture ricettive presenti nel territorio, per i taxi. Quindi c'è la possibilità anche di avere un accesso facilitato e rapido per richiedere permessi anche in comuni che non sono il proprio comune di residenza, ma chiaramente si è titolati a farlo, i comuni di Treviso piuttosto che di Verona e Vicenza. Questa particolare importanza quando si parla del CUDE, quindi il contrassegno per disabili, in cui il comune fa da ricevitore della domanda, ma poi il permesso dovrebbe essere valido in tutti i comuni, perlomeno della regione. A fianco a questa attività in cui agevoliamo la richiesta, poi ci sarà la possibilità di condividere questo dato attraverso il sistema ZTL Network con gli altri comuni in maniera trasparente per il cittadino disabile che ha fatto domanda, che potrà quindi in maniera trasparente e automatica accedere alle ZTL anche dei comuni diversi da quello presso cui ha fatto domanda. Vediamo nel dettaglio, e poi lascerò la parola al collega di PVC di Municipia per la parte interattiva, ma vediamo di inquadrare tra questi che ho appena illustrato quali sono i servizi, qual è il servizio, quali sono l'insieme di servizi che andremo a vedere adesso. Stiamo parlando della piattaforma di volontariato e quindi quella parte di vetrina delle attività delle associazioni e di incontro della domanda di volontariato da parte delle associazioni e dell'offerta di volontariato da parte dei cittadini. Quindi ci sarà una prima parte in cui le associazioni, cioè voi, potrete in qualche modo entrare nel portale regionale, quindi interagendo con quella componente di MyPortal, che è il portale regionale che prende il nome di MyIntranet. Su questo poi chiaramente ci saranno anche organizzate delle sessioni di formazione, chiaramente per voi che magari non siete abituati finora a farlo.
potrete creare l'anagrafica delle vostre associazioni e inserire una serie di informazioni in maniera organica e omogenea che permettono di descrivere la vostra attività. Sarà data la possibilità poi agli operatori di visualizzare le associazioni presenti nel territorio, principalmente gli operatori comunali che hanno una visione un po' più di insieme, e invece agli operatori del terzo settore sarà data la possibilità, dopo chiaramente aver creato la propria anagrafica come associazione, di creare delle posizioni, sempre entrando all'interno del back office, specificando più informazioni possibili riguardanti al bisogno che l'associazione ha di volontari o di profili di volontari. Quindi il numero delle richieste erogate, la tipologia di profilo, magari le eventuali competenze richieste e il periodo di erogazione che queste, diciamo, questa disponibilità è richiesta per l'attività magari in corso all'interno dell'associazione stessa. E fatto questo, chiaramente ci sono funzionalità di riepilogo che permettono anche agli amministratori comunali di capire le associazioni cosa cercano, soprattutto per quelle attività di volontariato accompagnato dove diciamo, l'ente fa da mediatore verso il destinatario di questa iniziativa. Spero di non dire eresie perché io non sono esperto del settore sociale, ma io so Alfio che ogni tanto mi guarda con dei cenni di assenso, quindi forse non sto dicendo delle eresie. E fatta questa diciamo, attività di supervisione da parte degli operatori comunali di tutti i comuni chiaramente partecipanti e nel futuro anche di altri comuni oltre i 28 chiaramente inizialmente coinvolti, il cittadino invece avrà possibilità sempre attraverso quell'interfaccia omogenea di qui sopra potrà entrare e facendo le ricerche mi auguro intuitive e lo approveremo dopo potrà accedere lato offerente, diciamo, vedere la panoramica di quelle che sono le richieste e sulla base della propria disponibilità, competenze, quello che l'associazione stessa ha richiesto come profilo, presentare delle candidature. Quindi questo è la fine, diciamo, il punto finale dell'attività in cui il cittadino fornisce una serie di informazioni aggiuntive, un vero e proprio profilo, un curriculum, dipende poi da quello che viene richiesto per la specifica attività di volontariato, e questa innesca un meccanismo poi sia di informazione dell'ente che supervisione, sia dell'associazione che ha fatto la richiesta pubblicando questa sorta di, tra virgolette, bando di ricerca di posizioni di volontariato. Chiaramente poi c'è a valle di questo una serie di attività che vengono svolte, di colloqui presso l'associazione stessa e alla fine, scusate, si arriva al patto di collaborazione che c'è fra il volontario e l'associazione, tutto questo sempre con una sorta di coordinamento e di visione che l'ente avrà di riferimento, l'ente territoriale di riferimento avrà su tutto il processo e che chiaramente può arricchire anche la propria conoscenza di quelle che sono sia i destinatari, sia l'attività delle associazioni, sia il coinvolgimento della cittadinanza. Non ho l'orologio sotto mano perché l'ho lasciato lì, non so se sono andato troppo lungo. Io chiuderei qui questa prima parte introduttiva, lascerei la parola al collega di Merano, che se ho capito giusto qual è diciamo, il fine di questa collaborazione anche con comuni fuori regione, ci illustrerà quello che il comune di Merano magari ha fatto in situazioni diciamo, in sviluppi e progetti analoghi rispetto a quello che stiamo portando avanti. Grazie. Bene, sì, grazie molte dell'opportunità di questo intervento. Allora, in realtà preciso che non sono strettamente del comune di Merano, ma oggi ho avuto l'incarico da parte della dottoressa Caroline Riffeser, che è la responsabile dell'iniziativa, del progetto che ora vi racconto, di sostituirla in quanto impossibilitata. Allora, innanzitutto vi chiedo conferma che mi sentiate, immagino di sì. Ok, perfetto, vedo che annuite. Ottimo. Allora, vi condivido una presentazione di questo progetto che ha l'obiettivo, come diceva il dottor Bertoldo, di molto sinteticamente raccontarvi quello che a Merano abbiamo fatto su temi molto simili, diciamo assimilabili a quelli che ci sono appena stati raccontati.
Questa iniziativa è stata sviluppata all'interno di un progetto che è un progetto che si chiama Meridia, che è stato sviluppato nel corso degli ultimi anni. È stato un progetto piuttosto lungo che si è appena concluso. Un progetto, tra l'altro, finanziato sul FESR della provincia autonoma di Bolzano, che quindi ha dato un pochino come dire, di linfa, di carburante a questa iniziativa di trasformazione digitale. Il progetto è stato piuttosto complesso e infatti ha coinvolto non solo la struttura comunale, ma in realtà ha coinvolto anche altre amministrazioni del territorio, perché il tentativo che abbiamo fatto è stato quello di sviluppare un progetto concertato anche con le realtà territoriali locali, e ha visto anche il coinvolgimento di un numero piuttosto elevato di fornitori. Qual era l'obiettivo di questo progetto, quindi del progetto Meridia, per cui poi arriverò all'iniziativa, alla collaborazione con la Regione Veneto? L'obiettivo sostanzialmente era quello di implementare e di introdurre un sistema che consentisse da un lato di digitalizzare la relazione fra l'amministrazione e i cittadini e le imprese, quindi intervenendo sulla parte come dire, di interfacce, di front-end e di servizi digitali, e poi in seconda battuta consentisse però anche di digitalizzare i processi, i procedimenti gestiti dall'amministrazione, quindi la parte interna, appunto il cosiddetto back office, introducendo logiche sostanzialmente di workflow management che fossero integrati con i sistemi gestionali dell'amministrazione. In tutto questo non ci dobbiamo dimenticare il fatto che il comune di Merano vive in una realtà che è quella della provincia di Bolzano, ma non solo, vive in una realtà che è quella nazionale, e quindi rispettare un principio di interoperabilità di tutto ciò che è stato realizzato rispetto sia ai sistemi provinciali che ai sistemi nazionali. Faccio un paio di esempi che sono già stati citati: SPID e PagoPA per quanto riguarda la realtà nazionale, e la rete civica della provincia autonoma di Bolzano per quanto riguarda invece come dire, invece le infrastrutture provinciali. Quindi questa era un po' l'idea complessiva del progetto che ci siamo posti nel lontano 2017. Per portare avanti questa iniziativa abbiamo fin da subito in realtà cercato di attivare, di sviluppare delle collaborazioni con altre amministrazioni per cercare di individuare qualcuno nel panorama appunto degli enti locali nazionali che avesse già fatto un'esperienza simile, assimilabile, e col quale quindi attivare un percorso non solo di riuso, ma anche di confronto costante, di confronto periodico. Ed è proprio in questo percorso che ha visto diciamo il coinvolgimento attivo di tutte le amministrazioni che vedete qua in questa slide. È qui che in realtà abbiamo incrociato la Regione Veneto e quindi poi operativamente Antonino Mola, il quale ci ha raccontato dell'iniziativa di My Portal 3, comunque più in generale iniziative legate all'agenda digitale della Regione Veneto, e abbiamo trovato una stretta comunanza di intenti. Infatti da lì, negli ultimi direi 2 anni perlomeno, abbiamo attivato un confronto molto stretto. E poi adesso vi racconto un pochino meglio quello che abbiamo fatto insieme. Vi dicevo poi che diciamo, a Merano abbiamo dovuto anche prendere in considerazione, necessariamente integrarci con le realtà locali, e infatti oltre ad esserci guardati, come dire, aver guardato un po' in giro per l'Italia per individuare esperienze simili e utili ai nostri fini, abbiamo ovviamente che fatto i conti con le amministrazioni, con le realtà provinciali. Il primo che vi citavo è proprio legato diciamo al portale, alla rete civica della provincia autonoma di Bolzano, che è il punto di accesso e di controllo dei servizi digitali per tutti i cittadini e le imprese locali.
Allora, il progetto Meridia in realtà ha agito su differenti fronti, è stato un progetto piuttosto articolato. Trovate qui indicati gli ambiti. Ha lavorato sul tema, diciamo, dei servizi digitali e della relazione cittadino-amministrazione. Lo ha fatto, qua vado veloce, l'ha fatto con la PIO, per esempio, l'ha fatto implementando un sistema di relazione tramite assistenti vocali, quindi con Alexa e Google Home, quindi la possibilità del cittadino di poter interloquire con l'amministrazione anche tramite questi assistenti vocali. È chiaro che questo, tra l'altro, è stato anche, come dire, particolarmente apprezzato, soprattutto l'anno scorso, quando vi erano numerose difficoltà a mettersi in contatto fisico e telefonico con l'amministrazione. Ha implementato dei classici, potremmo dire, servizi digitali, servizi online. È intervenuto poi sull'ambito socioassistenziale e quindi implementando la cosiddetta cartella sociale informatizzata, sull'ambito della gestione del territorio e quindi costruendo il cosiddetto fascicolo del fabbricato digitale che credo tutti voi conosciate, e strumenti di controllo del territorio su mappa, e poi ha lavorato su alcuni specifici processi provando a razionalizzarli e a digitalizzarli. Torno su questo fronte, su quello dei servizi online, ed è qui in realtà che ci siamo, come dire, che si è sviluppata e si è concentrata la collaborazione con la Regione Veneto, perché abbiamo capito che una soluzione ottima per i nostri scopi era proprio MyPortal 3, perché in realtà metteva a disposizione sia la parte diciamo, di front-end, di servizi digitali, sia consentiva di digitalizzare anche il back office, quindi workflow e quindi i procedimenti. Diciamo, nell'ambito di questo progetto, per la sperimentazione che abbiamo fatto in questi mesi, ci siamo concentrati su 5 servizi, 5 processi. La richiesta di occupazione e manomissione del suolo pubblico, la richiesta di abbattimento degli alberi su suolo privato, il rilascio delle licenze per le manifestazioni, la richiesta di iscrizione e, diciamo, il mantenimento dell'albo delle associazioni, e poi la richiesta e il rilascio dei contributi per le associazioni. Quindi questi sono i 5 processi dai quali siamo partiti per sperimentare il riuso della soluzione di MyPortal 3. Come vedete, dentro qua ci trovate dei servizi piuttosto semplici. La richiesta di abbattimento degli alberi su suolo privato è molto semplice, una richiesta piuttosto banale, con pochi dati e pochi allegati, fino ad arrivare a processi estremamente complessi, quali per esempio la richiesta e l'occupazione del suolo pubblico, che ha previsto tra l'altro non solo l'implementazione di un classico servizio digitale con la trasmissione di dati allegati, ma anche l'integrazione con un sistema di mappa, e quindi tutte le richieste di occupazione e di manomissione sono anche indicate sulla mappa, quindi si visualizza la mappa del comune di Merano e il richiedente indica graficamente sulla mappa qual è la zona, il luogo, lo spazio pubblico che occupa o che manomette. Questo consente da un lato magari anche di visualizzare eventuali conflitti fra diverse occupazioni o manomissioni, ma consente anche all'ente di fare banalmente della programmazione, quindi magari di non asfaltare subito prima di una importante manomissione di una strada. Adesso sto ovviamente banalizzando. Su quei 5 processi, servizi che abbiamo individuato, che cosa abbiamo fatto prima ancora di arrivare alla loro digitalizzazione? Allora, su quasi tutti siamo intervenuti sul regolamento, e quindi l'occasione della digitalizzazione di quei servizi è stata in realtà anche l'occasione per rivedere i regolamenti, anche perché spesso, permettetemi di dire, quello che veniva fatto non era strettamente, come dire, aderente a quello che era previsto nel regolamento, perché l'abitudine, la consuetudine ha portato poi a comportarsi in maniera leggermente differente, e poi sono state costruite le cosiddette mappature
dei processi, che poi che è questa rappresentazione piuttosto complessa che vedete sulla parte destra dello schermo, che poi è quello che viene dato in pasto a MyPortal 3 per digitalizzare effettivamente i processi. Vado a chiudere, anche perché se non sbaglio avevo 10 minuti, per riassumere quello che abbiamo fatto. Abbiamo, diciamo dal punto di vista progettuale, fatto questa sperimentazione di riuso della soluzione MyPortal 3 applicandola a questi specifici servizi. Abbiamo poi sviluppato per questi servizi anche alcune integrazioni con sistemi propri, per esempio sistema di protocollo e gestione documentale, o con altri sistemi provinciali, sviluppando questo cosiddetto cruscotto del sindaco che vi ho rimesso qua sotto dal punto di vista grafico, che in realtà è una mappa sulla quale sono rappresentati tutti gli eventi, tutti i fenomeni salienti che possono interessare all'amministrazione, le occupazioni, le manomissioni, le manifestazioni in corso, le linee del trasporto pubblico locale. Questo consente di avere uno strumento, diciamo, di controllo anche in tempo reale del territorio per valutare eventuali conflitti fra differenti fenomeni. L'integrazione con le infrastrutture provinciali, in particolare con MyCivis, e quindi il portale dei servizi provinciali. Un elemento sul quale in realtà non abbiamo ancora terminato di lavorare, ad essere sinceri, è lo sviluppo del multilinguismo. Questo sapete, in provincia autonoma di Bolzano in realtà sono parlate 3 lingue ufficialmente, e quindi il solo italiano non era soddisfacente, quindi si sta lavorando per lo sviluppo della funzionalità del multilinguismo, che tra l'altro poi è una funzionalità che verrà restituita ovviamente a Regione Veneto nella logica della community e che probabilmente poi adotterà anche in proprio. Vabbè, quello che poi è stato fatto è stato poi diciamo l'iniziativa progettuale è stata poi messa in esercizio. Quali sono i prossimi passi su quali probabilmente lavoreremo? È che Merano ha fatto un po' da laboratorio per la provincia autonoma di Bolzano e c'è l'interesse probabilmente a rilanciare questa iniziativa di riuso di MyPortal 3 anche su tutto il territorio provinciale, facendo leva diciamo, sul corrispettivo della regione vostra, che è la provincia autonoma di Bolzano. Questo è in estrema sintesi l'iniziativa che abbiamo fatto a Merano, che è stata portata avanti sempre in stretto rapporto con la Regione Veneto, e tutto quello che abbiamo fatto, tra l'altro, è quindi a disposizione anche degli enti veneti, sia la parte, che ne so, di regolamenti, sia la parte di mappatura dei processi, sia la parte poi di sviluppo vero e proprio del software. E quindi io vi ringrazio, e se poi c'è qualche desiderio di approfondimento sono ovviamente a vostra completa disposizione. Ok, grazie mille, ringrazio Claudio Russo per l'intervento. È sicuramente molto utile capire anche fuori regione cosa viene fatto, quali sono iniziative simili, sia per prendere spunto ma anche per apprezzare la logica di condivisione e di riuso che finché non la si tocca con mano rimane una parola vuota su carta, ma poi in realtà si capisce che è possibile mettere a fattor comune gli sforzi e far circolare informazioni e sistemi anche al di là di quelli che sono i confini delle regioni e degli enti che partecipano allo sviluppo iniziale. Io lascerei la parola quindi adesso ai colleghi di Engineering e di PVC, a Alessandro Cassarai e Matteo Abiendi, che in qualche modo ci guideranno nella parte un po' più interattiva con voi qui presenti in sala, per l'analisi del servizio che abbiamo, dell'insieme di servizi riguardanti la piattaforma di volontariato che abbiamo visto presentati poc'anzi. Grazie. Va bene, buongiorno, sono Alessandro Cassarà. Innanzitutto grazie per la disponibilità. Non so se Matteo volevi fare una piccola introduzione tu, altrimenti partiamo direttamente con l'esercizio. Sì, grazie Alessandro. Faccio una piccolissima introduzione che in realtà è semplicemente volta a ringraziare tutti
tutti i partecipanti e ad esprimere l'importanza che ha questo incontro per noi, non soltanto perché così riusciamo a mostrare quello che abbiamo realizzato fino ad ora, ma anche per capire se quanto prodotto è funzionale, se è fruibile, se è intuitivo per quelli che saranno poi gli utilizzatori. Quindi passo la parola ad Alessandro, però ci tenevo veramente a ringraziarvi per la partecipazione. Sì, perché questo per noi è fondamentale. Intanto volevo chiedervi se mi sentite bene in sala? Perfetto, vedo dei sì, perfetto, ok. Dunque, quest'oggi faremo insieme un breve esercizio, semplicissimo esercizio, che ci aiuterà a comprendere se abbiamo progettato bene e poi grazie al vostro aiuto se tutte le fasi sono facilmente comprensibili. È un test non sulle vostre capacità informatiche, questo è importante capirlo, ma per capire appunto se quello che abbiamo progettato è semplice a tutti, cioè deve essere una cosa comprensibile a tutti con il minor sforzo possibile a livello cognitivo. Faremo in sostanza un brevissimo sondaggio che sono 5 domande. Per ciascuna domanda vi mostrerò delle immagini, adesso vi condividerò e vi spiegherò come andremo a fare il test. Quindi sono 5 semplicissime domande, alcune sono chiuse, altre sono aperte. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che alcune dovete semplicemente rispondere una delle possibili risposte con un clic, e poi vi spiegherò su che piattaforma e come, altre aperte dove potrete mettere dei commenti, insomma darci delle indicazioni un po' più discorsive e quant'altro, quindi darci anche dei feedback più approfonditi e qualitativi. Dunque, per ogni scenario vi spiegherò intanto il contesto e poi guardiamo insieme un'immagine statica, quindi quello che vedrete voi è un'immagine statica. Adesso vi chiedo la parte più difficile, dobbiamo collegarci tutti con il telefono, se avete uno smartphone, dovreste avere in sala un QR code. Provo a condividere la schermata e vediamo se... Tanto ditemi se riuscite a vedere la schermata, questa. Sì, vediamo, grazie. Perfetto. In sala dovreste avere, un attimo che ingrandisco anche la vostra schermata, così almeno vi vedo. Ok, dovreste avere un QR code sul cartaceo, dovreste inquadrarlo ed arrivare all'indirizzo che vedete qui in alto, che poi lo risolverà con un indirizzo più esteso, quindi un qualcosa di questo tipo. Fatemi cenno se siete tutti collegati, quando siete collegati, se avete problemi alzate la mano, sbracciatevi che proviamo ad aspettarvi o dettarvi l'indirizzo. Ditemi voi. Sì, adesso diamo una mano. Sì. Sì, alcuni ci sono già riusciti, adesso do una mano anche ai colleghi che non ci sono riusciti. Diciamo che questa è la parte più complessa, proprio quello di... Potete inquadrarlo anche con la macchina fotografica se avete dei dispositivi Android. Dovrebbe essere possibile. Ciao. Giusto per capire per alzata di mano, quanti di voi sono già riusciti ad entrare? Sì.
La maggior parte ci è riuscita, abbiamo qualche difficoltà, ma... Sì, ma aspettiamo, sapevamo che questa era la fase un po' più complessa perché dipende anche da che tipo di... Possiamo partire comunque. Possiamo partire. Dunque, chiedo alle persone che, perché in realtà dovremmo farlo tutti insieme, vi chiedo la cortesia che dopo aver votato troverete una schermata di questo tipo, che vedete nella condivisione, dovreste vedere un questionario di questo tipo con delle immagini statiche, una breve descrizione, quindi una domanda che potete leggere tranquillamente in autonomia, io vi spiego lo scenario, e in fondo, adesso la guardiamo, la analizziamo una per volta, e in fondo avete la possibilità di scegliere selezionando una risposta. In alcuni casi ci saranno anche delle risposte dove potrete inserire anche del testo. Se ci siamo tutti, o altrimenti aspettiamo ancora un minuto. Eventualmente, se volete, c'è anche il link, potete digitare, se proprio non riuscite ad accedere tramite il QR code, potete accedere tramite il link qui che vedete in alto, o che dovreste avere sul foglio cartaceo. Alberto, chiedo a te un feedback, anche un riscontro in sala. Scusa, stanno facendo... Mi si è esaurita la batteria del microfono gelato, dammi un secondo che Okay, così... sì. Comunque sì, stanno andando avanti, ti sentono perfettamente. Perfetto, grazie mille. Dunque, una cortesia, dicevo prima, faremo le schermate una per volta, sono 5, le guardiamo insieme, vi chiedo la cortesia di votare e aspettare passare alla successiva, in modo da fare tutti insieme le varie schermate. Possiamo partire? Perfetto. Dunque, siamo, come vedete, avete una schermata e siamo sulla nostra home page della piattaforma digitale dei servizi, le informazioni per i cittadini e imprese. Dunque, noi abbiamo, grazie al motore di ricerca, insomma, potremo trovare delle informazioni sui servizi erogati, poi avremo, che è questa parte che vedete in alto, poi abbiamo una parte tematica con dei tag per contesti, quindi temi specifici, è un assistente digitale che abbiamo chiamato Marco. Non so se avete già avuto a che fare con gli assistenti digitali, quindi sono 3 modalità per accedere all'informazione ricercata. Ok, proviamo a immaginare, adesso facciamo una specie di gioco, proviamo a immaginare di essere Giovanni o Giovanna, facciamo Giovanna, una 45enne sposata con 2 figli. Lavora part-time e ha del tempo libero, molto tempo libero. Le piacerebbe essere di supporto alle persone fragili del proprio comune. Così, conoscendo MyPA, l'applicativo, la piattaforma che stiamo vedendo adesso in test, con queste immagini, questi screenshot, vuole cercare quali associazioni di volontariato sono attive nel suo territorio. Quindi questo è più o meno lo scenario. Stiamo cercando delle associazioni di volontariato. La domanda è molto semplice. Voi cosa utilizzereste in prima battuta sulla home page di questa piattaforma? Vi chiedo una cortesia di comportarvi non come se fosse un test, ma in modo molto naturale. Abbiamo cercato di simulare questa anteprima come se fosse un'applicazione o comunque un sistema mobile su dispositivi mobile. Vi chiedo di non pensarci troppo e di rispondere in modo molto naturale, come vi comportereste in qualsiasi momento e non durante un test. Quindi vi chiedo cortesemente di procedere appunto alla scelta della risposta. Qui in basso potete selezionare. Saranno poi più o meno tutte così. Ci sarà una schermata, le guardiamo e poi votiamo. Appena avete votato, me lo dite, con alzata di mano se volete. Io lo faccio insieme a voi, poi non lo invierò. Ok, se ci siamo tutti o se qualcuno deve ancora rispondere, può alzare la mano. Ok, possiamo andare avanti? Ok, grazie. Quindi clicchiamo tutti avanti, così inviamo la risposta, perché poi queste informazioni verranno rielaborate e vengono rielaborate in tempo reale.
Così alla fine in plenaria faremo un'analisi anche dei risultati. Ok, qui diciamo che avete capito, questo è già il secondo step, sono molto semplici come task. E qui vi chiedo semplicemente in seconda battuta, cioè se non aveste usato, per esempio, io ho indicato il motore di ricerca, sono abituato a lavorare così, cerco sul motore di ricerca tipo Google, se lo trovo sulla piattaforma lo utilizzo, in seconda battuta che cosa utilizzereste? Io per esempio se avessi usato qualcos'altro probabilmente potrei mettere anche motore di ricerca e via dicendo. Scrivete pure cosa utilizzereste quindi in seconda battuta, cioè se non quello che avete scelto prima come seconda scelta. Prego. Ok, possiamo andare? Perfetto, grazie mille del feedback perché effettivamente non vedo bene la sala. Ok, quindi votiamo, io utilizzerei in seconda battuta per esempio i tag presenti, i tag che abbiamo visto prima, quelli azzurri. Okay. Andiamo avanti. Questo è una schermata dovreste avere una schermata come questa, sono i risultati della ricerca. Facciamo finta di aver utilizzato il motore di ricerca e aver utilizzato la parola volontariato. Ora MyPiatti propone una serie di risultati relativi ad associazioni di volontariato che operano nel comune di Tien, per esempio, o nel comune di Montebelluna, e sono degli esempi per tutti, questi qui, ovviamente il comune come risultati, e quindi valgono per tutte le stanze che stanno lavorando in questo momento. Osserviamo questa immagine sottoriportata, non so se vedete bene, provate a scrollarla tutta e osservare bene, tutti questi sono i risultati della ricerca, quindi abbiamo utilizzato il motore di ricerca e qui abbiamo i nostri risultati di ricerca. Dunque, a tuo avviso risultano il sostegno del comune delle attività vale 100.000 euro, che dovrebbe essere l'ultima, questa. Il sostegno del comune delle attività vale 100.000 euro, pubblicato il bando. È una pagina, secondo voi, è una pagina informativa o è un servizio? So che possono sembrare delle domande banali, ma andiamo gradualmente verso il difficile. Per noi è molto importante capire questa cosa. Se guardando tutti i risultati di ricerca, quindi fate un confronto su tutta la schermata, scrollando dall'alto verso il basso, come sto facendo io in questo momento, e dovreste indicare se questo risultato, il sostegno del comune alle attività vale 100.000 euro, pubblicato il bando, è un servizio o una pagina informativa. Possiamo andare avanti? Possiamo andare avanti? Ok. Io scrivo non saprei così non vi do indizi. Ok, siamo sempre nella pagina dei risultati della ricerca. Noi adesso osserviamo bene sempre i risultati, abbiamo una parte in alto che rimane persistente, che è la barra di navigazione con la possibilità di accedere e loggarsi. Un logo insomma, che rappresenta la piattaforma che stiamo utilizzando, un hamburger menu che è il famoso con le 3 lineette a sinistra o a destra che trovate in quasi tutti gli applicativi o i portali nella versione mobile, quindi i dispositivi mobile. Abbiamo il motore di ricerca che abbiamo visto prima e dei tab, si chiamano dei tab in sostanza dei titoli che presentano delle schermate differenti, quindi è come se fossero dei filtri. Noi in questo caso non li possiamo utilizzare perché è una simulazione e questo non ci aiuta, perché la domanda è proprio la rivolta a questo. A tuo avviso il progetto dell'associazione VADA, Associazione Volontaria Amici degli Anziani Ginegri, è un servizio di pagina informativa, quindi è molto simile alla domanda precedente, una pagina informativa, quella che stiamo vedendo più o meno come secondo risultato, ecco questa qui. È una pagina informativa secondo voi? Potete votare.
Ok, possiamo andare avanti. Se avete domande, chiedo a te Alberto se c'è qualcosa di poco chiaro. A me sembra sono tutti abbastanza semplici, ma questo ci serve a capire insomma, se il discorso delle pagine informative e i servizi vengono ben distinti. Ok, quindi voto anch'io. Certo, se ci sono domande, Poi insomma, le guardiamo insieme. sì, o consegno il microfono e te le Perfetto, va riporto. bene, poi la ragioniamo insomma sempre in ambito. Dunque, vediamo un attimino i risultati della ricerca 3. Siamo sempre nella pagina dei risultati della ricerca MEPIA e a tuo avviso quali dei risultati proposti porta, facendo clic sul relativo pulsante ovviamente, a una pagina di dettaglio dove sono elencate le posizioni di volontariato aperte alle associazioni che operano nel comune di Chiem. Quindi noi cliccando su una di questi risultati del motore di ricerca dovremo ottenere informazioni sul dettaglio, a una pagina di dettaglio dove sono elencate le posizioni aperte di volontariato. Questo è un po' più tricky, si dice, un po' più ingannevole. Io la guarderei bene un po' tutte e le analizzerei per bene. E sono volutamente, insomma, c'è volutamente un inganno in questa domanda, ve lo dico perché occorre leggere bene anche i titoli. Qualche istante ancora? Sì, c'è tutto il tempo. Io rifletterei, abbiamo tutto il tempo. Ogni step diciamo che prevede anche 5 minuti, quindi stiamo andando velocissimi. Qui incomincia una parte un po' più riflessiva e appunto, come dicevo prima, tricky, ingannevole sui risultati. Ricordiamoci sempre di medesimarci in Giovanna, almeno così è stato impostato il test, una 45enne che ha del tempo libero e vuole insomma aiutare le persone fragili. Possiamo andare avanti, grazie. Perfetto. Io seleziono sempre non saprei. Ok, quindi siamo sempre sui risultati della ricerca. Quindi in questo caso hai aperto la finestra, adesso non so, voi guardate anche sul vostro schermo, io provo a scrollare nella parte interessata senza darvi suggerimenti perché non è moderato. Quindi abbiamo aperto la finestra che ci permette di filtrare i risultati della ricerca. Come potete notare, nell'immagine sottostante, questa che vediamo, è stato impostato come il comune di Thiene come filtro esistente. Quindi vedete che c'è già un'impostazione di un filtro. Però se noi volessimo guardare, vedere, visualizzare soltanto le richieste di volontariato destinate ai giovani, cos'è che scegliereste? Dov'è che fareste clic? Qui, correggimi, va scritta la risposta, non è una selezione?
Sì, esatto, questa è una domanda aperta, potete scrivere anche se vi viene in mente, anche non dico un'analisi di usabilità, ma se vi viene in mente per dire anche dei suggerimenti sui pulsanti, sulle label, cioè sulle etichette, sulle iconcine, se, cioè, qualsiasi suggerimento diciamo che è ben accetto, perché questo è proprio un'attività di co-design per vedere se dal tutti i punti di vista è tutto comprensibile, anche le icone se sono chiare, se i pulsanti sono abbastanza visibili, se il colore per magari i ipovedenti sono abbastanza contrastati. Ecco. Potete mettere qualsiasi tipo di suggerimento, ovviamente oltre alla risposta del task, di questo passaggio. Ok, possiamo andare avanti? Perfetto. No, un attimo. Mi Sì, dicono sì, tutto il tempo che vi sala. serve. Ok? Perfetto. In questo caso, anche qui abbiamo aperto una finestra come prima e, come potete notare appunto abbiamo come prima il filtro su un comune, che in questo caso è Etienne, va bene. Anche in questo caso stiamo cercando di visualizzare le sole richieste di volontariato destinate ai giovani. Dov'è che voi clicchereste per trovare le richieste appunto destinate a una categoria come i giovani? Mi dicono di specificare meglio la domanda. Dunque, noi siamo arrivati dalle schermate precedenti con dei risultati di ricerca, non so se mi sentite bene, con dei risultati di ricerca. Avevamo tutta una serie di risultati. Adesso vogliamo semplicemente applicare un filtro aggiuntivo. Ci interessa la categoria giovani, nel senso le richieste di volontariato rivolte solo e esclusivamente ai giovani, quindi la categoria dei giovani. Se voi doveste cliccare in questa schermata che vedete, no? Quindi in pop-up, questa è una finestra che si apre in sovrapposizione sull'applicativo, dove abbiamo in alto l'ordinamento il filtro ai risultati, un cancella i filtri che è un pulsante interattivo dove cancella, ripulisce diciamo la selezione fatte, questi sono di uso comune su quasi tutte le applicazioni. Poi quindi abbiamo il filtro che si può cancellare dove c'è scritto comune di Tien e poi tutta una serie di etichette aggiuntive con dei più laterali. Poi ovviamente abbiamo due pulsanti successivi dove ci permette di chiudere la modale, la pop-up, oppure di applicare i filtri che abbiamo selezionato. Noi stiamo cercando semplicemente di filtrare quello che abbiamo visto prima nei risultati di ricerca, cioè vedendo soltanto i risultati destinati ai giovani. Che cosa clicchereste qui per cercare quel tipo di filtro? Non so se è chiaro. Nella precedente videata c'era già l'opzione. Un attimo che ho una domanda, le diamo il microfono al collega. Allora, nella precedente, quale? Scusa, non l'avevo visto. No, nella precedente videata c'erano già le due opzioni, una era destinata alle persone più anziane e una alle persone giovani. Avendo scelto quella con le persone giovani, mi sembra che questa opzione sia ridondante rispetto alla scelta precedente. Sì, effettivamente alcune cose sono semplici, anzi devono essere semplici.
E in questo caso noi stiamo facendo un esercizio per verificare se appunto sono semplici, ridondanti, come si dice, molto, molto immediate e di facilissima comprensione, perché sembra ovvio in fase di progettazione, ma anche un pulsante posizionato in basso potrebbe essere Però no, le dicevo questo perché con questa videata lei mi confonde la scelta precedente. Allora io adesso non so più cosa fare, perché dico ho risposto in maniera corretta alla scelta giovanile e mi viene fatta un'altra domanda e non capisco più perché. Beh, le immagini di avere semplicemente, noi potremmo arrivare a questa schermata da qualsiasi altra schermata, quindi dei risultati di ricerca, e cioè se lei cercasse i risultati, vuole filtrare i risultati che abbiamo visto, noi adesso abbiamo visto 4 risultati su una ricerca, immaginiamo magari una pagina con 100 risultati sul nostro portale. Ecco, vogliamo applicare dei filtri per ridurre un attimo questo numero. Se io le dicessi invece dei giorni... Allora questa doveva essere fatta prima, secondo me, dell'altra opzione. Guardi, in realtà ci sono più modi per arrivare allo stesso risultato. Lo so che alcuni passaggi possono sembrare semplici, per noi sono fondamentali, perché adesso finito questo, magari quando tutti hanno votato, le spiego una cosa proprio di usabilità di quando si progetta queste pagine, che sembrano semplici e per fortuna se lei mi dice che è ridondante e fin troppo semplice, io non so che cosa ha indicato lei, ma immagino che abbia selezionato, abbia indicato una di questi voci. Non so se ha scritto non saprei. Saprei, sì. Ha scritto non saprei? Sì. Ok, quindi se io le dico, le ripeto, quindi noi abbiamo 100 risultati di una ricerca, dobbiamo ridurre questo numero perché a noi interessano quelle attività destinate ai giovani. Quindi tra i destinatari, lei qui dentro non saprebbe dove cliccare? No. Ok, va bene, va benissimo, va benissimo. Va benissimo. Cioè è importante questo. Se le posso chiedere, guardi, facciamo una piccola parentesi. Ho capito il perché rispetto alla schermata precedente. Se lei dovesse distinguere tra i destinatari, cliccherebbe sulle attività? Allora, nella schermata precedente io ho scelto l'unica attività presente destinata ai giovani. Sì, ma guardi, quindi a questo punto non riesco più a capire perché mi viene fatta un'altra domanda. No, Capisco però il suo processo e quindi a questo punto dico, beh, qua non capisco, scrivo non saprei e poi faccio applica o va avanti lì, cos'era? E allora mi viene fuori una lista che mi dice allora adesso puoi dire quanti anni hai e quant'altro e così via. Quelle sono le domande il processo, però è un processo di aspettare un attimino con l'invio, così lo facciamo tutti insieme. Ma va benissimo. Guardi, le spiego, in realtà va benissimo, non è detto che per tutti, anzi, se qualcuno non riesce o non individua la risposta corretta, non è un suo problema, in realtà è un nostro che probabilmente non abbiamo espresso bene o la parte di test. Cioè se lei vedesse, le dico, provi a medesimarsi in una ricerca di utilizzo normale con il suo smartphone, se lei vedesse una schermata di filtri completamente slegato dal task precedente, perché lei dice la schermata precedente, ma facciamo finta di arrivare da tutt'altra parte, siamo in un page, stiamo cercando tutt'altra cosa, magari il comune è un'altra cosa, abbiamo 100 risultati, clicchiamo sui filtri per diminuire il numero e cerchiamo qualcosa destinato ai giovani. Lei andrebbe, non so, in settore, si aspetterebbe di... andrei sui destinatari, diciamo. Andrebbe su destinatari. Ok, va bene, va bene. No, perché guardi, lei potrebbe anche dirmi, io invece immagino un settore verticale o denominazione giovani, perché magari non è chiara la tassonomia utilizzata per le etichette o in questa schermata di filtri, e per noi è un indizio importante questo. Quindi effettivamente se lo dovesse utilizzare slegato dalla schermata precedente e questi task sono separati, questa sarebbe la sua scelta, corretto? Sì. Va bene, la ringrazio. Quindi, però giustamente lei ha scritto non saprei, d'impatto in velocità l'avrebbe confusa questa schermata qui, giusto?
Sì, infatti. Esatto, no, io la ringrazio perché comunque a noi interessa più diciamo, la velocità anche nella risposta. Se questa pagina di filtri non è chiara, non è immediatamente comprensibile, questo probabilmente potrebbe essere un problema. Adesso, se tutti hanno finito, possiamo passare alla votazione della schermata successiva. Direi di sì. No? Ci andiamo pure avanti. Possiamo andare avanti? Sì, 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 mi senti? Ok. Sì, sì, perfetto. Perché sento più la sala, sentivo un no. Ecco, qui vi chiediamo semplicemente di dare alcune, insomma, il test è sostanzialmente finito, adesso se abbiamo anche altre domande possiamo guardare o ripercorrere insieme alcune cose. Dopo ci riuniremo in plenaria nella riunione precedente in modo da analizzare anche i risultati insieme a tutti gli altri tavoli di lavoro e gli altri comuni. Quindi io intanto vi ringrazio per la pazienza, lo so che può essere un test semplice, a volte snervante, però per noi alcuni passaggi, anche semplicemente sulla colorazione dei pulsanti, ne facciamo molti, per noi queste indicazioni ci aiutano a raddrizzare un po' il tiro e il vostro aiuto è stato prezioso, quindi vi ringrazio. Vi chiedo cortesemente di compilare la parte più anagrafica della parte finale del test e di inviarlo. Io provo a fare una simulazione con voi e poi non lo invierò. In questo caso sui dispositivi che vengono utilizzati ovviamente sono anche risposte multiple. Ditemi quando avete inviato tutti. Vi anticipo che poi vi verrà inviato un secondo breve sondaggio come questo, forse ancora più semplice, alla mail che avete inviato durante la registrazione. Chiedo a Alberto un feedback perché non capisco se ci sono ancora in corso le compilazioni della parte anagrafica. Mi sentite adesso? Sì, adesso ti sentiamo. Ok. Allora,
Ci sono state alcune domande, ma non sono tanto sull'interfaccia quanto un po' sul contesto in cui si inseriscono questi servizi, per cui quelle le raccolgo e poi casomai le porto al tavolo di coordinamento. Perfetto. Mi chiedevano invece alcuni partecipanti se questo test finisce qui oppure c'è la possibilità o opportunità di continuare magari con altri soggetti che verranno coinvolti successivamente. Sì, se sarà possibile. La risposta è sì, anzi, diciamo che più risposte abbiamo, quindi sì, più abbiamo informazioni relative proprio a queste schermate che sono proprio 5, quindi sì, sicuramente estenderemo il questionario anche ad altre persone, sì. Quindi il forum rimarrà aperto, casomai io comunico agli interessati il link se non ce l'hanno già, sì. E potranno anche successivamente, magari coinvolgendo altre associazioni o altri, diciamo, interlocutori di interesse. Esatto. Poi se ci sono altri magari, insomma, persone interessate a fare dei sondaggi, possiamo anche segnalarlo e fare anche, magari testare anche altre parti di MyPA, quindi testare anche altre schermate, magari in modo più capillare. Scusa Bertoldo, c'è questa domanda che volevo fare, forse anche lui può essere interessato. Nella descrizione iniziale viene indicato associazioni di volontariato terzo settore, poi viene identificata una APS. Allora credo che sia necessario anche conoscere la struttura del terzo settore. Allora, nel terzo settore ci sono cooperative, ci sono organizzazioni di volontariato, ODV, e ci sono delle APS. Non tutte e tre queste categorie hanno una simile validità rispetto al territorio, perché le APS hanno caratteristiche mutuali. Le ODV invece fanno volontariato gratuitamente per terzi. Le APS tendenzialmente fanno un volontariato riferito ai propri soci. Le cooperative o le onlus fanno un'attività di volontariato a pagamento, e quindi queste tre categorie, secondo il mio punto di vista, io rappresento un coordinamento del volontariato di ODV e anche di APS, ma le tengo suddivise perché non credo che siano assimilabili, soprattutto per una persona che intende portare la propria passione, la propria disponibilità, la propria gratuità nei confronti della cittadinanza del proprio paese. Quindi, ecco, non so se sia una cosa che, come dicevo prima, ha più carattere strategico, o se sia anche una cosa sul quale chi sta disegnando l'interfaccia debba lavorare, perché in realtà nella descrizione, nell'interfaccia, c'è chiaramente indicato APS ed è chiaramente indicato anche terzo settore. Ok, grazie. Faccio confusione, certo, ma è per chiarire all'inizio. Il confronto è assolutamente utile. Allora, qui al tavolo da remoto è presente di fatto anche PVC, che è quell'azienda che ha seguito principalmente la fase di analisi del contesto, chiaramente insieme